Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati al Teatro a Casa Tua, la rubrica dell'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena. Queste sono settimane molto intense per le nostre stagioni e ci sono moltissimi spettacoli ed è una grande emozione vedere una risposta di pubblico così grande, quindi innanzitutto vi ringraziamo. Tra le tournée che stanno per partire c'è lo spettacolo protagonista di questa puntata, che è Bartleby lo scrivano, e ne parliamo con l'attore protagonista Leo Gullotta. È già in tournée Bartleby lo scrivano per voi amici del teatro a casa vostra. Ben trovati. Grazie, grazie per aver accolto il nostro invito ed essere nostro ospite. È un piacere quando si tratta sempre di incontrarsi, di parlare, di stimolare, ma soprattutto di venire a teatro, perché le sale teatrali e le sale cinematografiche, dal punto di vista, diciamo, pandemico, sono le più sicure in senso assoluto. Assolutamente, ed è bello appunto che ci sia fiducia verso il teatro e che ci sia la voglia e la curiosità di avvicinarsi ai testi. E Bartleby è un testo particolare. Di Herman Melville di solito si ricorda Moby Dick, ma appunto non è quella l'unica storia che ha trovato spazio anche in teatro. In questo caso, appunto, insieme alla compagnia di Arca Azzurra, ha portato in scena un testo di Francesco Niccolini ispirato al racconto di Melville. E io partirei proprio da qui, dal protagonista. Chi è Bartleby? Un alieno, ma soprattutto è un uomo che ha fatto delle scelte nella vita profonde. Infatti la domanda che arriva in sala è: voi pubblico, voi che vedete questo spettacolo lentamente, avete fatto mai delle scelte importanti nella vostra vita? Ecco, su questo filo, diciamo, cammina tutto. È un alieno perché è un uomo che si è posto delle domande e ripeto, ha fatto scelte molto molto importanti per tutto il racconto, per tutto lo spettacolo. L'arrivo in questo ufficio nel tardo Ottocento, grigio, di lavoro, è una macchina di lavoro che produce lavoro, è diciamo, un ufficio tutto grigio, arriva quest'uomo che invece è solare, e il dialogo, e per tutto lo spettacolo le sue risposte saranno: avrei preferenza di no. E questa è esattamente la battuta che ha reso celebre Bartleby lo scrivano, no? Quindi appunto preferirei di no, I would prefer not to in inglese. Qual è il senso di queste parole? La libertà, l'onestà, l'onestà di questo omino che sconvolge, che mette in crisi con la sua pacatezza, la sua tranquillità, la sua serenità, la sua frase: avrei preferenza di no. E naturalmente questo ufficio così efficiente, così straordinario, così grigio, così macchina, viene sconvolto da questo omino e impazziscono un po' tutti, è un po' la società, no? Appena c'è un granello di sabbia che funziona e lo immetti nella macchina, la macchina si ferma. Oggi la società corre, oggi la società, se tu la fermi al volo, tutti comprano, vendono, lavorano, corrono. Se tu fermi qualcuno di questi e dici: scusa, fermati un momento, dove vai? Non lo sanno nemmeno loro, sono presi dalla macchina sociale. Bartleby non è questo. Bartleby è esattamente il contrario, e quando arriva un contrario, ecco che tutto si ferma. È uno spettacolo che comunque è sul conformista che c'è in noi. Infatti è uno spettacolo che pone molti interrogativi, no? Cioè perché Bartleby si comporta in questa maniera? Perché sulla sua scrivania non batte il sole, ma anche perché... Ma lui cerca la luce e quindi cerca la gioia. C'è il suono di un uccellino che lo fa rivivere, non c'è nessuna spiegazione. Questo Bartleby, proprio perché è scritto da Melville, io personalmente gli vedo Moby Dick, perché l'ufficio, e con il suo avvocato che lo conduce,
diventa diciamo la barca, Acab, mentre la balena bianca appunto è Bartleby. E che tipo di effetto fa sullo spettatore, appunto, questo Fascinoso, spettacolo? fascinoso. Crea fascino, è anomalo perché non è un personaggio bello, buono, il marito, l'amante, il cattivo, niente di tutto questo. E quindi arriva allo spettatore un personaggio totalmente diverso rispetto diciamo, alle icone che sono abituati a vedere nelle storie. E quindi dicevo prima che all'inizio questa macchina che vedono è l'arrivo di questo omino, lì per lì è sorridente perché fa tenerezza, suscita qualche sorriso e lentamente, lentamente questo ufficio così efficiente, così grigio, così continuo, così disperante di lavoro, ecco che lentamente l'ufficio va in tilt, proprio perché questo omino li ha messi con una frase critica, se si vuole, la ribellione. E in un certo senso va in crisi anche lo spettatore, che forse è più No, no, non va abituato in crisi, non all'insofferenza. va in crisi lo spettatore. Lo spettatore alla fine, credo che, a parte che è commosso alla fine dello spettacolo per come va il racconto, ma si porta dietro una cosa importante. Sicuramente nello spettatore sveglia quel fantasmino che c'è in ognuno di noi e che lo riporta a galla. E il racconto di Melville è stato pubblicato nel 1853, ma nel Novecento è E stato va molto. benissimo con i tempi nostri, sembra scritto l'altro ieri. Infatti questo che è curioso, c'è una storia che ha avuto grande fortuna nel Novecento con anche delle trasposizioni cinematografiche, ma che ha ancora un significato oggi. In che modo è attuale la storia di Bartleby? Proprio per questo, perché tutti siamo presi dalla macchina sociale e naturalmente appena ci fermiamo comprendiamo benissimo che i diritti, la libertà, la vita, il colore, la gioia, la luce che Bartleby appunto cerca sempre in questo luogo grigio è la chiave della vita. Fermarci e guardare la nostra vita. Qua invece sembra che tutti siano impazziti, presi dalla macchina, dai cellulari, fotografie, fotografie inutili, hanno spiegato male l'uso di questi benedetti cellulari, i blog, guardare gli altri, inondarli di volgarità sociali, di come tutto si è trasformato, soprattutto dopo la pandemia, perché prima della pandemia sicuramente le stesse cose accadevano, ma non ce ne eravamo forse accorti, faccio il plurale maestatis. La pandemia invece ha rivelato nel mondo, ci ha rivelato che tutto quello di prima non funziona, quindi bisogna pensare in un altro modo, bisogna avere un altro senso, una costruzione diversa del nostro futuro, essere più umani, meno cinici, meno egoisti, cercare sempre di guardare l'altro, ma soprattutto lentamente, pur comprendendo alcune parentesi, non avere paura della vita. La vita è bellissima, comunque si svolge. Anche dopo la pandemia dobbiamo noi stessi di recuperare lentamente. Io sono maturo e vaccinato, spero che molti di voi sicuramente lo siano. Questa luce arrivata sarà sempre più luce. Sono fiducioso, sono pieno di speranza, esattamente come Bartleby. Ed è un piacere poter rivivere questa emozione, questa azione anche sociale e personale che poi è il teatro. Quindi Naturalmente lo spettacolo si avvale della trentennale esperienza della Compagnia dell'Arca Azzurra, dei suoi attori storici. Per me è stata un'esperienza particolare perché non è una compagnia come tutte le altre, c'è molta umanità,
si condivide in una maniera diversificata la vita, il lavoro, la compagnia, il camerino, i viaggi. Siamo molto uniti e questo in questo momento, per quanto mi riguarda, mi fa molto piacere. È non scontato e anzi vale la pena raccontarlo anche per chi magari ci e vi verrà soprattutto a vedere a teatro e potrà scorgere un po' di questa umanità attraverso il palcoscenico rivedendovi di vicini. La Ma ne tournée abbiamo bisogno, ne abbiamo tutti bisogno, anche voi che spero insomma affollerete i teatri, venite a vedere lo spettacolo, vi incuriosisce, insomma lo spero che siate presenti. In caso contrario vi consiglio comunque di frequentare la vostra libreria della vostra città e trovare questo racconto bellissimo. comunque di portarlo a casa, di conoscere Bartleby. Ricordiamo appunto le date della tournée nei teatri del circuito ERT che parte il 2-3 marzo al Teatro Comunale di Monfalcone e prosegue poi a Tolmezzo, Palmanova e si conclude il 6 marzo a Codroipo. Avete Teatri- segnato? Esatto, tutte le date e tutte le informazioni sono anche sul nostro sito e stanno tanti teatri del circuito ERT, teatri che conosci. Prima della pandemia sei stato nostro ospite come circuito con Pensaci Giacomino, ma sono tante le occasioni che ti hanno portato qui. Hai qualche ricordo, un aneddoto da condividere sul Friuli Venezia Giulia? Ma con 54, quasi 55 anni di carriera e 76 di età, ce ne sono tantissimi di aneddoti, ma ad ognuna delle regioni, delle cittadine che ho frequentate, ognuna di queste regioni, pur diverse tra loro, mi hanno sempre lasciato una positività, perché io vado sempre in cerca di umanità non finta, quindi mi piace entrare in sintonia, ma questo è anche un po' l'humus che è un uomo del sud, quando posso mi fermo sempre al bar, il caffè aperto, quando è possibile, leggere il giornale, questo tran tran di persone che passano davanti a te, la lettura, molto molto piacevole, fa vita, non sei appartato e se si avvicinano per una foto o per l'autografo lo faccio con molto molto piacere perché la vita per me è una cosa, il lavoro è un altro e quindi disponibilità soprattutto. Grazie, io quindi ringrazio moltissimo Leo Gullocca. Ad ognuno di voi spero di ritrovarvi in teatro, ma soprattutto buona vita. E lei, Angela. Grazie, grazie di cuore a tutti quanti. Tutte le date della tournée dello spettacolo Bartleby lo Scrivano le trovate online sul sito www.rtfvg.it, come tutte le puntate anche della nostra trasmissione Il Teatro a Casa Tua, che torna come sempre i giovedì sulla pagina Facebook e YouTube di RTFVG. Grazie a tutte e a tutti, buona serata.